La regione del Veneto è un territorio dalle innumerevoli vocazioni, frutto della sua storia e della sua vitalità, volto all'innovazione, all'eccellenza e all'internazionalizzazione. È consapevole delle sfide che deve affrontare per proseguire il proprio percorso di innovazione e modernizzazione. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità, sostenere la mobilità dei lavoratori, promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione, investire nell'istruzione e nella formazione, puntare sull'innovazione e le nuove tecnologie, rendere più efficiente la pubblica amministrazione sono infatti alcuni dei temi al centro dell'agenda regionale. La Regione del Veneto, per affrontare queste sfide, può disporre di un apposito fondo messo a disposizione dall'Unione Europea, il Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo prevede ogni 7 anni la costruzione di un programma operativo condiviso tra la Regione e la Commissione Europea, sulla base dei bisogni e delle necessità del nostro territorio. Nell'attuale programmazione 2014-2020, la Regione del Veneto, nell'ottica di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, dispone di 764 milioni di euro per interventi rivolti all'occupabilità, l'inclusione sociale, l'istruzione e la formazione, il miglioramento della capacità istituzionale. L'area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria della Regione del Veneto, designata autorità di gestione del Fondo FSE, mette a disposizione le risorse attraverso la pubblicazione di appositi bandi pubblici. I principali beneficiari destinatari del Fondo FSE sono i cittadini, giovani, studenti, lavoratori, disoccupati, persone in condizione di svantaggio, oltre alle imprese e alla pubblica amministrazione. Con il Fondo Sociale Europeo, messo a disposizione dall'Unione Europea e dalla Regione del Veneto, la formazione cresce, l'occupazione cresce, l'inclusione cresce, il Veneto cresce. Sono Sara Magnetti, ho 25 anni ed abito a Noale. Conseguita la maturità artistica su consiglio di una restauratrice, mi sono iscritta ad un corso per ottenere la qualifica in tecnico del restauro per i beni culturali, finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Per accedere al corso ho dovuto superare una selezione con esame. Il programma didattico comprendeva insegnamenti teorici e pratici distribuiti nei 3 anni formativi. Ho studiato materie come conservazione del legno e dell'affresco, chimica, biodeterioramento, storia e teoria del restauro e legislazione dei beni culturali. Ho svolto attività di ricerca ed esercitazioni di laboratorio. Nell'arco di questi anni ho fatto 3 esperienze di tirocinio, ciascuna di 3 mesi, per ogni ambito formativo affrontato in classe, come legno, affresco e dipinti su supporto tessile. A conclusione del triennio ho sostenuto un esame finale e la discussione di una tesi per ottenere la qualifica professionale. Questa esperienza unica mi ha consentito l'inserimento in un laboratorio di restauro dove ancora oggi lavoro. Sono Enrico Gamberoni, ho 23 anni e vivo a Cavallino Treporti. Dopo aver conseguito un diploma professionale in un istituto tecnico, ho effettuato poi esperienze lavorative in diversi ambiti, interessandomi infine al mondo del turismo. Grazie ad un amico sono venuto a conoscenza del corso in Hospitality Management dell'ITS Academy Turismo Veneto, finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Mi sono informato sul sito internet dedicato
e dopo aver partecipato ad un Open Day presso una delle sedi ITS, ho deciso con entusiasmo di intraprendere questo percorso. Ho ricevuto una formazione completa, con ore teoriche tenute da professionisti del settore, ma anche ore pratiche per mettere in atto quanto appreso in aula. Ho seguito lezioni di revenue management, web marketing, social media management, diritto turistico ed economia. Successivamente ho svolto un tirocinio presso una struttura turistica. Attualmente, grazie a questo percorso, svolgo la mansione di vice coordinatore presso un camping village, mentre nei mesi invernali rappresento un tour operator nelle principali fiere turistiche internazionali. Buongiorno a tutti, benvenuti al terzo webinar. Oggi parleremo di nuove competenze per il lavoro che cambia, un tema veramente interessante per tutti, per la parte politica, per la parte tecnica, per gli operatori, per le famiglie, per i giovani. Insomma, credo che le cose che ci diremo, ci sono moltissime persone collegate, ma credo che interesseranno a veramente un'utenza molto ampia. Come sapete, questi webinar servono soprattutto a fare una riflessione, abbiamo degli esperti che intervengono, poi c'è l'occasione di fare domande, ma insomma un'occasione per voi, anche per noi, per riflettere, soprattutto in vista della nuova programmazione 2021-2027, che sostanzialmente è in ritardo più o meno di un anno, ma per la quale adesso tra l'altro riprenderemo a breve anche un nuovo confronto partenariale, e questo in qualche modo è già un confronto di tipo partenariale. Vi ricordo che il prossimo e ultimo webinar di questo ciclo si svolgerà mercoledì prossimo, mercoledì 31 alle ore 16, e riguarderà invece un tema specifico che è quello degli operatori sociosanitari. Vi do alcune informazioni di carattere tecnico. L'evento è registrato e sarà visibile da lunedì prossimo nel sito fse1420.regione.veneto.it. Tutti i microfoni, per avere un audio buono, li abbiamo silenziati. Durante l'evento potete comunque formulare domande ai relatori tramite la funzione domande che trovate sotto l'icona a forma di punto di domanda. Poi nel sito appunto fse1420.regione.veneto.it pubblicheremo i materiali che oggi appunto vi verranno illustrati. Al termine del webinar avrà lanciato un breve sondaggio sui temi che saranno affrontati oggi, quindi vi invito cortesemente a compilarlo appunto per darci il vostro contributo. Comunque, per coloro che eventualmente lasceranno il webinar prima della fine, o che comunque alla fine non avranno tempo, potrete compilarlo successivamente con una mail che vi verrà inviata a ognuno di voi. Bene, siamo pronti per partire, quindi partiamo con l'intervento di apertura dell'assessore Elena Donazzan. Grazie. Grazie Nuccio, grazie al dottor Romano e benvenuti a tutti voi. Aspettate la webcam. Qui a forza di modificare piattaforme, una volta la webcam va attivata, una volta va silenziata. Allora, ringraziavo il dottor Romano e tutta la struttura perché il lavoro che stiamo facendo nella volontà di trovare collegamenti e anche un confronto con la pluralità di portatori di interesse che sono variamente intesi a seconda dell'interesse appunto specifico. Come ha detto il dottor Romano, la settimana prossima concluderemo con una webinar specifico, ma oggi sempre di più e in particolare nella giornata odierna rifletteremo su invece le nuove competenze, quindi qualcosa di molto trasversale ai settori, trasversale alle età, trasversale rispetto al mondo della formazione, perché ciò che si evidenzia oggi, e in particolare noi insomma, facciamo delle riflessioni per quanto riguarda un arco temporale che al di là di quello che abbiamo fatto fino ad oggi con una programmazione europea 2014-2020 che ci ha dato
grande soddisfazione in termini di persone raggiunte, di operatori coinvolti, della crescita qualitativa e anche del rispetto della parte amministrativa che ha come vigilante la Commissione europea, e ci ha sempre fatto gli apprezzamenti per i contenuti del nostro programma, no? di formazione, perché come funziona, l'avete anche spero visto nell'ottimo video che vi è stato proposto come anticipazione alla online. Le risorse comunitarie sono una opportunità che va colta nella misura in cui si riesce ad intercettare la domanda, il fabbisogno, la capacità di dare risposte a un mondo che evidentemente, soprattutto per quanto riguarda il capitale umano e soprattutto per quanto riguarda questo tempo in cui viviamo molto veloce nelle trasformazioni e nei cambiamenti, deve poter trovare un quadro di riferimento. Il quadro di riferimento per noi è rappresentato dal Fondo Sociale Europeo, una programmazione che si conclude, una nuova programmazione che si avvia, molte risorse a disposizione, ma contenuti che dobbiamo andare a colpire bene, a colpire anche con l'emersione, diciamo così, attraverso anche questi incontri che sono molto faticosi, ma devo dire nell'organizzazione da parte della struttura e di chi ci accompagna. Io ringrazio veramente e non smetterò mai di ringraziare l'intera area, la direzione, le direzioni coinvolte, ma che deve riguardare gli utenti. La programmazione partecipata su cui poggia la linea strategica sempre della Commissione europea deve vederci protagonisti di questo confronto e delle analisi. Allora io parto con due riflessioni che mi sono anche state sottoposte come elemento di studio, di considerazione da parte proprio delle strutture. Il primo documento è un documento importante, è stato presentato nel 2019 al World Economic Forum ed è il futuro dei lavori, in inglese ovviamente, The Future of the Jobs. Che cosa dice dentro questa grande analisi che peraltro il dottor Romano molto intelligentemente segue sempre e poi mi restituisce? Io cerco di leggere il bignami, la sintesi, no, che mi fanno loro. Però è molto importante una riflessione. Dice questo studio che nei prossimi 5 anni i fabbisogni dei prossimi lavori avranno a che fare, e questa è una lettura che do io, con competenze molto umanistiche, perché si dà per scontato che le competenze tecniche, tecnologiche, le competenze digitali siano già state assunte. Siamo in grado di rispondere già a questa risposta? E noi abbiamo nell'ultima programmazione investito moltissimo nelle competenze digitali, direi che trasversalmente in tutti i bandi, quelli per i disoccupati, quelli per gli occupati, quelli per i giovani, in particolare quando parliamo di formazione nella fase, diciamo, dell'istruzione e formazione professionale, ma anche della parte di alta formazione tecnica specialistica, noi abbiamo voluto mettere trasversalmente le competenze digitali. Un po', se vado indietro con la memoria, facemmo la stessa cosa con le competenze linguistiche. Cioè ad un certo punto si riteneva che la lingua, soprattutto la lingua straniera inglese e per noi tedesco, fosse una necessità, e quindi nella nostra programmazione si fece una scelta trasversale della lingua. Dato per assodato che tanti investimenti sono stati fatti e che quindi queste competenze siano acquisite o comunque certamente aumentate, siamo passati alle competenze digitali. Oggi cosa ci dice questa lettura? Che nei prossimi 5 anni noi dovremmo occuparci segnatamente di pensiero critico, analisi, risoluzione dei problemi come competenze, le abilità nell'autogestione come apprendimento attivo, ovviamente la tanto richiamata resilienza, di cui però gli italiani, i veneti sono, diciamo, protagonisti indiscussi, la tolleranza allo stress e alla flessibilità. Se questi sono i bisogni dei prossimi lavori, le competenze di cui si fa richiesta, noi dovremo pensare di tradurle, di trasformarle anche in opportunità che noi diamo attraverso le risorse comunitarie. L'altro testo che mi viene sottoposto come riflessione è il report della Fondazione Nord-Est. Questa ha presentato i propri dati la settimana scorsa, io ne ho seguito larga parte, ma come massima sintesi si dice che c'è una importanza strategica fondamentale della formazione e delle competenze
anche qui delle competenze trasversali. Quindi i due documenti sono esattamente, leggono la stessa realtà, una ovviamente in un ambito globale e internazionale, una è quella del motore dell'Italia, le regioni del nord-est, e oggi si dice anche, perché la Fondazione Nord-Est questo lo dice che sono 4 le regioni del nord-est. 4 vuol dire che accanto alle tradizionali intese nord-est c'è l'Emilia-Romagna. Con l'Emilia-Romagna infatti c'è una competizione, abbiamo abbandonato la competizione con la Lombardia avendola già vinta, adesso comunico ai miei dirigenti che abbiamo iniziato la competizione con l'Emilia-Romagna, perché l'Emilia-Romagna sta dando veramente prova di grandi capacità, ma anche siamo molto simili, no? E quindi questo è un po' l'orizzonte a cui dobbiamo guardare: competenze trasversali, formazione. Guardate che è evidente che va e deve continuare ad andare l'accompagnamento alle conoscenze tecniche, perché per gestire i processi di cambiamento le organizzazioni oggi ricercano lavoratori che siano portatori di non solo di una competenza che magari un tempo poteva essere specialistica, squisitamente specialistica. Oggi anche le competenze specialistiche, noi lo vediamo con le iniziative che facciamo nella valorizzazione degli ITS Academy, sono soprattutto di contaminazione. Siamo stati la prima regione nel 2017 a istituire un osservatorio sui lavori ibridi, sull'ibridazione col professor Gubitta e con un protocollo con l'Università di Padova, perché avevamo già compreso che oggi qualsiasi mestiere è fatto di tante competenze. L'artigiano ha bisogno di competenze digitali e anche linguistiche, perché l'artigiano esporta nel mondo, perché l'artigiano è terzista con una grande azienda che oggi deve avere dentro il proprio responsabile di produzione anche competenze della logistica, perché devono saper gestire complesse situazioni, grande velocità, cambiamento come forma mentis, come forma culturale. Allora, il Veneto secondo me ha delle buonissime diciamo competenze iniziali, ma dobbiamo sfruttare questa prossima programmazione proprio per questo. Allora, io non vi elencherò tutte le cose magnifiche che abbiamo fatto perché sennò vi porterei troppo tempo, però veramente oggi rileggendo la nota che mi è stata fornita, dico che farei fatica a fare una sintesi, ma allora come la voglio provare a sintetizzare? Che abbiamo saputo toccare veramente centinaia di migliaia di lavoratori in una platea di lavoratori che è poderosa in Veneto, anche se, attenzione, noi oggi dobbiamo guardare a ciò che abbiamo in questo momento, cioè in questo momento significa con la crisi peggiore della storia, dove dobbiamo pensare di anticipare i bisogni dei lavoratori che rischiano di perdere il lavoro, oltre che di quelli sommersi che l'hanno già perso. Sappiamo lavorare per settori, perché sappiamo che turismo, cultura, spettacolo, alcuni ambiti come quello sportivo sono stati chiusi dall'inizio di questa pandemia e non hanno avuto la possibilità di rigenerarsi. Oggi abbiamo bisogno di vedere i sistemi di una internazionalizzazione che dobbiamo riallacciare, magari guardando a una maggiore qualità. Dobbiamo pensare a un manifatturiero che, anche complice la situazione cinese, dove l'aumento dei prezzi sta rendendo meno competitivo, infatti loro stanno avendo un atteggiamento di maggiore chiusura perché vogliono provare ad essere loro autarchici e assolutamente autosufficienti. L'Europa, cioè la vecchia Europa, deve tornare a ripensare anche ad un ritorno in patria di gran parte di lavorazioni, ma possiamo pensare che possano essere quelle di 10 anni fa? Direi di no, ce lo dice l'economia, ce lo dice il tempo. Allora noi faremo lo sforzo di oggi ascoltare molto e poi di fare una programmazione che possa essere in grado di rispondere a questi stimoli. Grazie. Bene, grazie Assessore, grazie anche per le parole insomma, rispetto alle strutture. Chiaramente anche io estendo insomma, i ringraziamenti a tutti i collaboratori e collaboratrici insomma, per questa ulteriore attività. Rispetto alle media devo dire che abbiamo tanti amici dirigenti nei media, però insomma accettiamo la sfida, quindi adesso ci impegneremo ancora di più perché un po' di competizione a mio parere fa bene anche nel pubblico, quindi a parte le battute insomma. Allora, adesso vi farò così vedere veramente pochissime slide per fare insomma alcune considerazioni
e alcune cose le abbiamo già viste, ma insomma ovviamente poi nei webinar ci sono magari persone che hanno seguito anche i webinar precedenti e qualcuno anche che è la prima volta magari che si collega. Quindi insomma abbiamo ormai, come avete capito, chiaramente siamo proiettati sulla prossima programmazione in cui ci sono alcuni elementi positivi. Sicuramente il primo elemento positivo è che avremo complessivamente più risorse a livello regionale per l'FSE Plus, per il FES. Questo è sicuramente importante nel momento in cui abbiamo ovviamente ancora più necessità di quelle che avevamo nel 2014 quando è partita la programmazione che si sta concludendo, insomma, che si concluderà nei prossimi anni. I regolamenti ancora non sono approvati, purtroppo c'è uno slittamento, l'approvazione definitiva dovrebbe essere nel mese di giugno, ma sostanzialmente su diversi punti ormai i regolamenti sono sostanzialmente stabili. Sono chiari gli obiettivi di policy, ormai sono definiti, sono quelli di avere un'Europa più intelligente, quindi qui c'è il tema dell'innovazione, della digitalizzazione, temi che sono ovviamente anche al centro, come sapete, del Next Generation EU, del piano nazionale di resilienza che speriamo insomma parte più velocemente possibile. Secondo obiettivo di policy è quello di un'Europa più verde, priva di emissioni di carbonio, e quindi qui c'è tutto il tema della transizione energetica, delle energie rinnovabili, della lotta ai cambiamenti climatici. Il terzo obiettivo è quello di un'Europa più connessa. Connessa vuol dire sia a livello digitale che a livello proprio di reti di trasporto. Il quarto, che riguarda prevalentemente il Fondo Sociale Europeo, è quello di avere un'Europa più sociale, che raggiunga risultati concreti riguardo al pilastro europeo dei diritti sociali e appunto sostenga un'occupazione di qualità, l'istruzione delle competenze professionali, l'inclusione sociale e un equo accesso alla sanità. Qui va detto che la quota dell'asse inclusione rispetto a questa programmazione in cui avevamo il 20%, nella prossima programmazione avrà un incremento significativo perché arriverà al 25% più una quota complessiva, diciamo, che riguarderà l'intera nazione del 2% per gli indigenti, quindi un aumento importante. E poi il quinto obiettivo di policy, un'Europa più vicina ai cittadini, che quindi sostenga strategie di sviluppo gestite a livello locale e uno sviluppo urbano sostenibile in tutta l'Unione Europea. Questi sono i 5 obiettivi che poi ovviamente verranno declinati all'interno dell'accordo di partenariato, che è una sorta di contratto che viene fatto tra Stato e Regioni e che poi viene inviato, deve essere approvato a Bruxelles, e poi ovviamente la programmazione regionale che ovviamente deve valorizzare quelle che sono le specificità dei diversi territori. Parliamo quindi del pilastro europeo dei diritti sociali e del fondo sociale che appunto si chiamerà FSE Plus. Ci sono 20 principi chiave, sono declinati in 3 ambiti di intervento. Qui ci sono obiettivi molto ambiziosi, il target, o meglio l'orizzonte temporale è quello 2030, perché la programmazione comunitaria chiude 3 anni dopo la chiusura, diciamo, apparente, quindi 27, ma in realtà è 31 dicembre 2030. E qui vedete insomma nelle slide che così come nella programmazione precedente, andando di fatto all'orizzonte di 10 anni, c'è un obiettivo molto importante. Quindi l'obiettivo è quello di avere il 78% della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni che dovrebbe essere occupata, il 60% di tutti gli adulti dovrebbe partecipare a attività di formazione ogni anno e ci dovrebbe essere una diminuzione delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale di 15 milioni a livello comunitario. E in particolare noi siamo interessati a tutte e 3 le misure, ma sicuramente col fondo sociale, ovviamente a parte di occupazione e alla parte di 60% degli adulti che dovrebbero partecipare all'attività di formazione. Ovviamente c'è da chiedersi poi con che modalità riuscire a raggiungere una percentuale così alta. Quindi poi qua si entra non solo in tema di risorse, ma anche in tema poi della migliore organizzazione e governance possibile.
la Commissione europea, appunto, per realizzare il primo di questi 3 ambiti, quindi istruzione, formazione e apprendimento permanente, ha ideato l'agenda per la competenza per l'Europa, per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza. Quindi qui in qualche modo ci vuole una sorta di, tra virgolette, rivoluzione in materia di competenze, in maniera che le persone possano appunto prosperare. Questo è l'obiettivo, grazie a transizione verde, digitale e ovviamente per superare non solo la parte di crisi sanitaria, ma ovviamente la crisi economica e sociale, che sarà ben più lunga della crisi sanitaria. E quindi qua ci sono una serie di documenti che vi richiamo, ovviamente solo perché ci sono anche molti operatori e penso che ogni tanto, insomma, questi anche webinar servono un po' per alzare un po' lo sguardo rispetto a quello che facciamo, ai problemi che abbiamo ogni giorno, per vedere un po' oltre, e quindi magari per dare anche a voi l'opportunità di, magari molti di voi l'avevano già fatto, l'avevano già letti, ma ci sono una serie di documenti interessanti che penso che, insomma, sia chi faccia programmazione di politiche pubbliche, ma anche chi poi questa programmazione la traduce in progetti, monitoraggio, attività, eccetera, sia importante conoscere. Quindi qui sono elencate, poi ovviamente queste slide saranno resi disponibili. Vi sono una serie di obiettivi invece comunitari 2025 che comunque, insomma, sono in linea con obiettivi molto ambiziosi, quindi sostanzialmente più adulti che partecipano a iniziative di formazione, più adulti con bassa qualifica che partecipano sempre a iniziative di formazione. Quello degli adulti con bassa qualifica, tra l'altro, è un tema che interessa particolarmente il Veneto, perché comunque abbiamo una fascia di popolazione non particolarmente giovane che comunque ha una bassa qualifica su cui ed è quindi più esposta a quello che sta succedendo. Lo sarebbe già stato, ma sicuramente ancora di più. Quindi qui va posta particolare attenzione, in particolare quando poi ovviamente avremo questa fatidica data che si sposta, ma che poi prima o poi arriverà con la cessazione della norma che, diciamo, protegge dai licenziamenti, che come sapete è stata prorogata, ma poi avrà ovviamente a un certo punto una scadenza, e quindi in particolare adulti con bassa scolarità, donne e giovani sono i target più esposti a rischi. E poi appunto una quota di adulti con competenze digitali di base. L'obiettivo comunitario è di avere un incremento del 25% rispetto al 2019 nel 2025. Questi ovviamente li dico, insomma, giusto per avere a mente quali sono gli obiettivi macro a livello comunitario. Come sappiamo, in Veneto tendenzialmente rispetto agli obiettivi comunitari precedenti di Lisbona abbiamo una serie di obiettivi che avevamo raggiunto, alcuni anche superato. Su alcuni obiettivi invece, ad esempio quello della ricerca sul PIL, non abbiamo un dato così importante. Poi è chiaro che tutti gli obiettivi adesso vanno visti alla data in cui siamo, 2021, anche chiaramente il tasso di occupazione è chiaro che è diverso rispetto a quello che avevamo poco più di un anno fa. L'ultima slide e poi concludo. Quello che stiamo facendo l'abbiamo già visto rispetto a questo specifico tema. Stiamo preparando una serie di bandi, un pacchetto, insomma, di bandi che riguarderanno da un lato l'outplacement, quindi diciamo l'outplacement tra virgolette tradizionale. Faremo un intervento importante per l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori e degli imprenditori, quindi in tema di formazione continua. E poi attiveremo 2 misure nuove. Uno riguarda, noi qui lo chiamiamo l'outplacement rinforzato, quindi un intervento specifico e più importante proprio in vista di un intervento che deve essere necessariamente più strutturato, quindi con una possibilità di intervento più ampia anche da parte nostra, per venire incontro a quello che, diciamo, ci aspettiamo arriverà purtroppo nei prossimi mesi, e che questo accompagnerà anche la gestione delle crisi che facciamo tramite l'unità di crisi presso Veneto Lavoro, che poi segue in moltissimi incontri direttamente anche l'assessore Donazzan. E poi faremo un piccolo intervento per il Fondo Nuove Competenze, che forse non tutti conoscono, che è un fondo istituito nel decreto legge
rilancio, mi sembra, che prevede sostanzialmente che per le aziende che mettono in formazione i propri dipendenti vi sia sostanzialmente un sostegno a carico di risorse pubbliche. Qui noi faremo un intervento sperimentale, infatti avete visto abbiamo messo una cifra abbastanza bassa, ma poi valuteremo insomma come va, che è quello per sostenere anche la parte, in particolare delle piccole e medie imprese, relativamente ai costi della formazione, perché il Fondo Nuove Competenze copre esclusivamente la parte del costo del lavoro. Quindi diciamo un intervento complessivo per aiutare le nostre imprese e i nostri lavoratori, quelle in difficoltà, aiutare i lavoratori a essere nuovamente occupabili, e per le imprese invece che stanno investendo e che stanno, diciamo, continuando ad essere ancora più competitivi. Questo è un po' a livello sintetico quello che faremo, insomma, a brevissimo con l'uscita di alcuni bandi. Bene, concludo questo quindi il mio breve intervento. Adesso passiamo insomma all'intervento, diciamo, principale di questo webinar, e quindi cedo la parola e ringrazio anche per aver accolto il nostro invito a partecipare a Carlo Chiattelli, che è un esperto in tematiche di education e nuove competenze ed è parte associato di Ernst Young. Grazie. Buongiorno, sono io che ovviamente ringrazio lei, dottor Romano, e l'assessore per questo invito e l'opportunità di parlarvi di uno studio che abbiamo condotto insieme ai colleghi di Pearson e Manpower. Così abbiamo un problema audio. Scusate, mi sentite? Sì, perfettamente, grazie. Perfetto. Il nostro è uno studio che si propone di dare sostanza ad alcuni dei dati che vi accennava prima l'assessore Donazzan, e traguardarli su un periodo più lungo di quello che normalmente invece analizzano i studi predittivi sulla domanda di lavoro, che pure sono presenti nel nostro panorama nazionale, per esempio da parte della banca dati Excelsior. E lo fa tramite l'applicazione di tecniche di intelligenza artificiale, mutuando una metodologia che è stata sviluppata dall'Università di Oxford qualche anno fa, nel 2017, ed evolvendola e a nostro avviso migliorandola. Vorrei cominciare tuttavia ricordando che quando abbiamo cominciato a lavorare su questo studio, si trattava della fine del 2019, evidentemente le condizioni del mercato del lavoro italiano, e quindi anche quello regionale del Veneto, erano totalmente diverse. Il problema principale che si trovavano ad affrontare le aziende era reperire sul mercato le competenze che cercavano. Circa un terzo delle aziende italiane lamentavano difficoltà di reclutamento, circa un quarto dei profili professionali era considerato di difficile reperimento sul mercato. Il mercato del lavoro era in quel momento in una fase di ripresa, lenta ripresa, dopo le conseguenze della crisi economica e finanziaria dell'inizio di quel decennio. Nel terzo trimestre del 2019 si era registrato il più alto tasso di occupazione in Italia, mi pare il 51,4%, da quando questo indicatore è osservato, e il tasso di disoccupazione si stava stabilizzando intorno al 10%, anzi stava scendendo gradualmente. Cosa è successo all'inizio del 2020? Evidentemente l'irrompere
della pandemia, che ha totalmente spostato il focus dal mismatch di cui parlavamo, che tuttavia rimane e che ha delle caratteristiche molto specifiche, tra l'altro in Italia, al rischio di esclusione strutturale di intere fasce della popolazione della forza lavoro, che sono le fasce che ricordava l'assessore, che sono state particolarmente colpite evidentemente dagli effetti differenziali della crisi, che ha colpito alcuni settori, come sappiamo più di altri. E tutto questo in un contesto in cui i sistemi di istruzione e formazione erano ancora, nonostante alcuni recenti sviluppi positivi, erano ancora poco inclusivi e disperdevano tantissime risorse. Ancora nel 2019, credo fossero dati riferiti al 2018, il 13,5% dei giovani adulti lasciava il sistema di istruzione in Italia con al più un diploma di istruzione secondaria inferiore. Solo poco più del 9% nella media degli adulti occupati partecipava ad attività di formazione, addirittura solo il 5,1% dei disoccupati partecipava ad attività di formazione. E quindi ci è sembrato ancora più rilevante e ancora più significativo, soprattutto nel quadro delle discussioni che sono ancora in corso sugli investimenti da programmare per il rilancio dell'economia nazionale, offrire nuovi strumenti analitici a supporto appunto delle decisioni di investimento in istruzione e formazione, e appunto farlo in un'ottica di lungo periodo. Noi abbiamo traguardato appunto il 2030. La ricerca, vi dicevo, è complementare rispetto ad altri strumenti analitici che abbiamo a disposizione. Si basa su una metodologia che è totalmente però diversa rispetto alle metodologie basate su survey, su sample rappresentativi che citavamo prima, ve la descriverò brevemente a breve, ma la cosa importante da ricordare è che ci siamo dati 3 obiettivi fondamentali. Dapprima, identificare quali tra le professioni attualmente censite nelle classificazioni attualmente in uso cresceranno o decresceranno da qui al 2030. Evidentemente il nostro focus è sulla domanda di lavoro. E poi non solo questo, ma cercare di identificare anche quali classi di competenze si associano più tipicamente alle professioni in crescita. Anche qui abbiamo, a mio avviso, raggiunto delle conclusioni piuttosto interessanti, ma forse la parte più innovativa del nostro studio riguarda la generazione di previsioni su come evolveranno e cambieranno le professioni per come le conosceremo oggi, per come le conosciamo oggi, tipizzando diversi tipi di processi e generando addirittura alcune previsioni su quali tipi di professioni emergeranno. E da qui poi una serie di indicazioni per lo sviluppo dei sistemi di istruzione e formazione che a nostro avviso sono anche utili, particolarmente utili in questo momento in cui appunto si dibatte della prossima programmazione dei fondi europei. La metodologia che abbiamo utilizzato è una metodologia iterativa, che si basa dapprima sull'analisi e la considerazione dei principali driver di cambiamento, dei megatrend che sono stati identificati dalla Commissione europea. Sono 14 come i più impattanti per il futuro del mercato del lavoro. E poi abbiamo avviato una fase piuttosto lunga, corposa di acquisizione di dati tramite una metodologia mista. Da una parte dei workshop in presenza, quando ancora si poteva fare, ne abbiamo fatti 2, uno a Roma e uno a Milano nel dicembre del 2019 e poi trasportati totalmente online, quindi sotto forma di webinar, in varie aree del paese. Abbiamo anche testato un primo webinar con gli uffici della Regione a maggio dello scorso anno. Abbiamo sottoposto ai partecipanti a questi workshop e a questi webinar un sistema di interrogazione strutturato su una base totalmente tecnologica, quindi tramite una piattaforma che abbiamo sviluppato ad hoc, partendo appunto dai megatrend di cui vi dicevo,
selezionando quelli che secondo i nostri esperti erano prioritari in questa fase, tra cui per esempio emergenze di carattere sanitario, quindi siamo riusciti a catturare anche l'insorgenza della crisi pandemica, e poi tramite un sistema a step estraendo professioni e poi competenze associate a quelle professioni e poi triangolando tra di loro le analisi che i partecipanti a questi workshop ci hanno offerto. E la composizione di questi workshop è stata anche questa estremamente varia, perché abbiamo sì coinvolto regioni, ma anche molte associazioni di categoria attive sui territori, esperti accademici, sindacati, centri di ricerca. Non ci siamo però fermati qui, abbiamo cercato di estendere il più possibile la raccolta di informazioni replicando lo stesso processo all'interno di un game digitale, un chatbot tramite Telegram che abbiamo viralizzato tramite i nostri network, il network di Y come immaginate è piuttosto ampio, ma anche grazie al network professionale degli esperti che hanno partecipato al workshop, e l'abbiamo esteso ancora, includendo anche occupati, studenti, ma anche persone in quiescenza, quindi pensionati e inoccupati, non preoccupandoci troppo che fossero troppo esperti del momento attuale, proprio perché ampliando così tanto il numero di osservazioni siamo riusciti a mantenere una varianza tale che ci ha consentito di mantenere una rappresentatività del dato. E infine abbiamo costruito un database su cui abbiamo fatto girare un algoritmo predittivo istruendolo in modo graduale. E questo, vi dicevo, ci ha consentito di evolvere e migliorare la metodologia Oxford, proprio perché abbiamo aumentato enormemente il numero di osservazioni, quindi siamo riusciti a migliorare l'efficienza del modello di machine learning e aumentare a dismisura il numero di variabili e di valutazioni che abbiamo acquisito. Non ci siamo fermati però al dato predittivo, perché lo abbiamo incrociato con i modelli previsionali e i dati reali che sono disponibili, ad esempio la parte pubblica del database di Excelsior, ma anche dati INAP e dati CEDEFOP e quant'altro. Tutto questo per raggiungere tre tipi di conclusioni che adesso vorrei brevemente esporvi. Innanzitutto, per quanto riguarda la domanda di profili professionali, il modello prevede che solo un terzo dei profili professionali attualmente censiti crescerà anche in modo significativo da qui ai prossimi 10 anni. Tutti gli altri rimarranno stabili in misura minore oppure decresceranno anche in modo significativo, e questi sono quasi la metà. In alcune aree del paese, come ad esempio il nord, la quota di profili professionali che decrescono sarà anche superiore alla metà tra i profili attuali. Un dato molto interessante a questo proposito è che tra questo 36% di profili che si prevedono in crescita, in realtà solo poco più della metà sono legati a vario titolo alla tecnologia. Cresceranno anche profili professionali legati ad esempio ai servizi di cura, sanitari e non, e questo in qualche modo era prevedibile visto il tipo di curva demografica a cui andiamo incontro, ma non solo, anche professioni collegate, abbiamo definita la creazione di senso, no? Che rimane una prerogativa umana anche in un mondo che va verso un'automazione sempre più spinta dei processi produttivi, e quindi professioni che hanno a che fare ad esempio con la comunicazione, con la progettazione di eventi virtuali, con l'insegnamento e la formazione. Qua ci sarebbe un dibattito piuttosto interessante da avviare sulla qualificazione e la certificazione delle professionalità collegate soprattutto alla formazione professionale. Abbiamo anche disaggregato questi dati per settore, qua ne vedete un estratto. Il modello prevede in sintesi che tra i settori in cui la domanda di lavoro decrescerà di più ci sono quelli collegati ai settori molto tradizionali come l'estrazione di minerali o di idrocarburi fossili, il settore primario, ma anche l'industria della carta. In questo periodo di digitalizzazione in qualche modo anche questo era prevedibile, l'industria tessili, abbigliamento e le calzature, mentre cresceranno, tra quelli che cresceranno di più abbiamo non solo i servizi informatici ma anche le telecomunicazioni,
i servizi culturali, sportivi, i servizi alle persone, i servizi di rete, i servizi legati ai media e alla comunicazione. Un'altra conclusione interessante che siamo riusciti a trarre da questo punto di vista è che la domanda di lavoro nel mercato italiano si polarizzerà ancora di più. Negli ultimi 10 anni, in Italia come nelle altre economie OCSE, la domanda di lavoro si è concentrata soprattutto sui profili a alto e a basso o molto basso livello di qualifiche, a detrimento dei profili dei livelli di qualifica media. Questo, come vi dicevo, è in qualche modo un trend complessivo, ma la peculiarità dell'Italia è che finora è cresciuta di più la domanda di profili a basso livello di qualifica più che di profili ad alto livello di qualifica. Quello che ci dice il nostro modello predittivo è che questo processo di polarizzazione si invertirà, rendendoci più simili alle altre economie avanzate. In particolare qui vedete che si prevede che crescerà in modo particolarmente significativo la domanda di professioni tecniche elevate e anche evidentemente di professioni intellettuali e scientifiche. Questo in qualche modo interroga i nostri sistemi di generazione delle competenze. Una seconda tipologia di conclusioni a cui siamo arrivati, in qualche modo anticipata dall'assessore, siamo andati a guardare quali sono le classi di competenze che più tipicamente si associano, come vi dicevo, alle professioni in crescita. E la cosa interessante qui è che non si tratta di competenze tecniche e tecnologiche, ma più tipicamente di competenze di carattere non cognitivo oppure trasversale, la capacità di risolvere problemi complessi, l'apprendimento attivo, la capacità di adattamento, la capacità di comprendere gli altri. Qui due notazioni sono particolarmente importanti. Da prima, questo non vuol dire evidentemente che le competenze tecniche e tecnologiche sono meno importanti, vuol dire semplicemente che queste diventano più rapidamente obsolete. Ci si può laureare in ingegneria oggi e non essere più un esperto aggiornato tra 3 o 4 anni. E questo è tipico di tutti i periodi di transizione tecnologica, ma nel nostro caso, nel tempo in cui viviamo, la velocità del cambiamento è esponenziale e quindi l'obsolescenza è ancora più veloce. D'altra parte, invece, e questo mi sembra anche particolarmente interessante sottolinearvelo, noi siamo riusciti anche a disaggregare le risposte che ci hanno dato varie tipologie, no, di rispondenti e siamo andati a guardare quello che ci hanno raccontato gli studenti. Quando abbiamo chiesto loro quali ritenevano fossero le competenze che li avrebbero aiutati di più ad inserirsi nel mercato del lavoro, loro ci hanno dato delle risposte totalmente opposte alle conclusioni del modello, cioè ci hanno detto che sono più importanti le conoscenze e le competenze tecniche. Ecco, questo è un disallineamento evidente tra chi sta per entrare nel mondo del lavoro, le aspettative di chi sta per entrare nel mondo del lavoro e le aspettative invece della domanda di lavoro, del sistema delle imprese in particolare, su cui evidentemente occorrerà lavorare da parte dei sistemi di orientamento. Oltre a queste competenze che noi abbiamo chiamato fondamentali, poi lo studio individua anche altre classi di competenze particolarmente importanti nell'accompagnare i processi di evoluzione delle professioni. Un sistema di competenze aggiuntive che agiscono in modo aumentativo su specifiche professioni per aumentarne la resilienza e l'occupabilità e poi un set di competenze ibridanti che sono quelle che accompagnano i processi di trasformazione delle professioni appunto per ibridazione, che adesso vi vorrei brevemente illustrare. Arrivo al terzo tipo di conclusione che lo studio ci consente di raggiungere. Più della metà delle professioni attualmente censite, infatti, si evolveranno in modo non lineare. Verranno generate, ad esempio, professioni nuove tramite processi di scissione, e cioè distacco di classi di competenze da profili
attualmente esistenti per la creazione di nuovi profili, senza però distruggere le professioni da cui in qualche modo provengono. Altre professioni si genereranno per fusione tra due professioni, in questo caso distruggeranno quelle originarie. Moltissime professioni invece muteranno per ibridazione. Che cos'è l'ibridazione? Qual è la definizione di ibridazione? Si tratta di evoluzione di professioni esistenti copiando sottoinsiemi di competenze da set che sono tipici di altre professioni in questo momento. Qual è l'osservazione generale che ci suscitano queste conclusioni? Che siamo di fronte all'emergere di professioni che hanno dei contenuti di competenze estremamente compositi e che si dovranno trovare ad affrontare la complessità all'interno di ambienti di lavoro che noi ancora non riusciamo ad immaginare. Hanno a che fare con la pervasività della tecnologia, ma sono molto più integrate. Anche questo lo accennava prima l'assessore, un punto fondamentale. Avremo specialisti di interfacce umane, esperti nella progettazione di applicazioni connesse, applicazioni IoT anche in settori tradizionali come l'agricoltura. Tra le nuove professioni che emergeranno per fusione, come vi dicevo, di profili attuali, ci saranno addetti all'integrazione con robot assemblatori oppure progettisti di visite e di eventi virtuali. Per quanto riguarda l'ibridazione, un esempio che mi piace ricordare è quello degli addetti alla cura delle persone. Che dovranno acquisire anche competenze di psicologia, di orientamento al servizio, ma inoltre anche competenze di carattere tecnologico, ad esempio per poter operare su device connessi per la telemedicina e quindi consentire ai loro assistiti di assumere delle decisioni informate sulla loro salute. Concludo con alcune importanti implicazioni che a nostro avviso emergono dall'analisi che abbiamo svolto per lo sviluppo dei sistemi di istruzione e formazione. Innanzitutto, conviene in prospettiva focalizzare l'attività formativa su un core strutturale che riguarda evidentemente il talento delle persone e che quindi è molto individuale, cercando di fortificare alcune competenze e caratteristiche fondamentali, per poi lavorare sulle altre come capacità dinamiche in un'ottica di apprendimento continuo. Questo ci dice evidentemente che occorre ragionare sul superamento dei curricoli tradizionali in favore di sistemi molto più flessibili. Che pure esistono all'interno di pezzi del nostro sistema di istruzione, che funzionano tra l'altro particolarmente bene nel vostro contesto regionale. Allo stesso tempo occorre quindi ripensare sistemi educativi lineari che operano su cicli troppo lunghi e su attività di formazione massive che interrogano troppo la capacità anche mnemonica dell'individuo piuttosto che concentrarsi sulle competenze collettive di un'organizzazione. Anche qui forte è la necessità di flessibilità, di adattamento, di aggiornamento della programmazione formativa. Infine, per tutti i motivi che venivano ricordati e siccome ci troviamo di fronte ad una prospettiva in cui alcuni dei limiti regolatori che sono stati imposti in questa fase, si parlava per esempio del blocco dei licenziamenti, è evidente che c'è bisogno, proprio perché il Covid ha accelerato i processi di cui parlavamo, di ricominciare ad investire in modo molto sostanzioso sulla formazione degli occupati, sulla formazione continua, per poter affrontare e anticipare processi di ristrutturazione e anche gli investimenti che verranno fatti nei settori, nelle singole aziende e da parte del settore pubblico sul rilancio
dei settori strategici. In particolare il ruolo del settore pubblico in questo momento sembra di nuovo essere fondamentale, nonostante per la disponibilità di risorse che ci troveremo a dover gestire nei prossimi anni, ma soprattutto per guidare gli investimenti in formazione finanziata verso nella direzione strategica delle linee che saranno decise per il rilancio sia a livello nazionale che a livello regionale. Non abbiamo evidentemente intenzione di fermarci qui. Vogliamo trasformare questo studio in un appuntamento regolare e creare un osservatorio permanente che produca nuove analisi non solo a livello annuale ma anche più frequentemente. Per fare questo ci stiamo attivando evidentemente per riavviare l'analisi, arricchire ancora di più il nostro database con nuovi incontri, nuovi workshop, e tra l'altro colgo l'occasione per chiedervi di poter organizzare un nuovo webinar in Veneto aperto evidentemente anche alle associazioni di categoria del territorio e ai sindacati del territorio, per fare in modo di rendere ancora più efficace e ancora più robusto il nostro algoritmo predittivo. Il piano editoriale che ci stiamo dando per il 2011 prevede un nuovo studio annuale di approfondimento sulle tematiche che vi ho appena accennato, ma anche dei focus strategici. Uno a cui sono particolarmente interessato e su cui vorrò lavorare riguarda appunto l'obsolescenza delle competenze nelle tecniche e nelle professioni più impattate. Lo snodo che vogliamo affrontare per rendere la nostra analisi ancora più attuale riguarda proprio collegarla ancora di più con una classificazione ancora più dettagliata delle competenze tecniche per capire dove anche quel mondo lì sta andando in singoli settori, addirittura in singole aziende. Vi ringrazio. Bene, grazie dottor Chiatelli, veramente molto interessante e moltissimi spunti, insomma, sia per noi, penso anche per chi ci ha ascoltato, insomma, qui adesso riguardando insomma le competenze future, apprendimento attivo, risolvere problemi complessi, ascoltare attivamente, capacità di adattamento, comprendere gli altri. Direi che il collaboratore perfetto, ma non solo il collaboratore, la persona perfetta dovrebbe essere così, molto, molto interessante, così come anche le professioni con competenze composite, insomma tutti temi molto importanti. Devo dire così una battuta, quando lei ha parlato di rilancio negli interventi che abbiamo fatto insomma nel 2020, diciamo classificati Covid, non abbiamo soltanto fatto interventi che comunque abbiamo fatto interventi di sostegno, ma col Fondo Sociale abbiamo anche fatto dei bandi proprio che prevedevano dei progetti di rilancio proprio in particolare a favore del settore turismo e del settore cultura, proprio in questa ottica, quindi insomma la richiamo velocemente. Allora ci sono diverse domande sia per lei che per l'assessore Donazzà, magari partiamo con l'assessore così lei prende fiato proprio 2 minuti perché poi ce ne sono varie, quindi se cortesemente poi ognuno di voi legge la domanda e dà anche la risposta, facciamo una cosa più semplice. Quindi partiamo con l'assessore. Sì, dottor Romano, se mi aiuta, perché le domande le ho viste qui. Allora, una è quella per cui ho ringraziato tanto, perché un romagnolo ci ha fatto buona pubblicità, quindi l'altra era del professore Favero dell'OBC di Oderzo. Domanda: in una società iperconnessa come quella in cui viviamo, quanto ritiene sia importante sviluppare negli studenti futuri lavoratori un buon livello di criticità verso le migliaia di informazioni che ogni giorno ci raggiungono per poter discernere al meglio ciò che è più o meno utile per la loro formazione? Direi che è una domandona ontologico-filosofica oggi, perché l'essere iperconnessi riguarda non solo ciò che ci è utile nell'ambito del lavoro, anzi, come voi sapete oggi c'è anche, ci si interroga sul diritto alla disconnessione,
perché non c'è orario di lavoro, non c'è luogo di lavoro, così come non c'è il luogo del non lavoro, non c'è il luogo della riservatezza. La riservatezza, quando gli strumenti sono mal utilizzati, diventa il massimo della pubblicità, anche della propria sfera più intima e più privata. Forse ai nostri giovani, giovanissimi anche, una educazione non a quelle robe che vedo scritte su Facebook o di policy aziendali dove ti fanno le pulci sui contenuti, no, di un pensiero, ma sapete che si sta parlando anche di un codice comportamentale, quasi una specie di codice di buoni comportamenti più che di buone pratiche o restati contenuti. Ma per tornare alla sua domanda, questo quindi è un grande tema che deve spingerci tutti, ai docenti collegati con noi oggi. Dico, aiutiamo i ragazzi veramente nello spirito di animare la parte di intelligenza critica, di discernimento, perché poi io credo che soprattutto nei confronti dei passaggi, quindi il passaggio che va dalle scuole secondarie di primo grado verso le scuole superiori, così le secondarie di secondo grado verso l'università o gli ITS, così come le scelte altre, cioè l'orientamento. Ecco, l'orientamento è uno dei grandi argomenti trasversali di qualche politica pubblica di anni fa. Noi abbiamo voluto investire molto sull'orientamento con strumenti di facile fruizione, proprio perché la massa di informazioni non è buona informazione se non è accompagnata, se non è guidata. È come avere una mappa, tu ti perdi in una città che non conosci, se non sai dove andare. Ieri il patriarca di Venezia più volte ha citato Seneca: non c'è vento favorevole per il marinaio che non sappia dove andare. Ecco, vale un po' per noi qui, tornando così un po' puntualmente al tema, dovendoci occupare del fabbisogno occupazionale di un mercato del lavoro che cambia molto, che ha modificato tutte le sue connotazioni, quelle riconosciute fino a pochi anni fa. La stessa scuola si sta ripensando, deve comprendere che alcune competenze oggi sono parte integrante, compresa l'educazione al vivere civile in una dimensione diversa dal fisico, cioè quindi la rete, quindi gli strumenti dove i nostri giovani acquisiscono informazioni su tutte, dobbiamo accompagnarli. E allora questo tipo di accompagnamento e l'orientamento sarà ancora per noi una scelta di investimento. Nei prossimi 5 anni noi continueremo a fare orientamento, i contenuti modificheranno, però l'idea di dare corrette informazioni a chi ne ha quel bisogno, cioè non la qualsiasi, deve spingerci in quella direzione. Spero così di aver risposto. Ho altre domande io? Eccoci. Sì, ne hai un'altra, ma se vuoi magari intervalliamo, facciamo rispondere a qualche domanda adesso. E poi mi educate a capire dove la devo leggere. Grazie. Ok, c'è la chat sulla destra. Ne ho 3 di chat aperte qua. E facciamo un corso per adulti di alfabetizzazione digitale. Guardate che ho bisogno io di orientamento su tutte le piattaforme, quindi scusatemi, adesso mi attivo. Okay. Prego, dottore Chiattelli, e grazie anche per il suo intervento, l'ho trovato veramente molto interessante. Ok, allora adesso andiamo con Chiattelli che ne ha 3, se vuole farle tutte e 3. Allora, io volevo solo integrare quello che ha appena detto l'assessore, per dire semplicemente che la capacità di gestire il sovraccarico di informazioni in sé è una competenza e come tutte le competenze può essere sviluppata tramite una formazione dedicata. Tra l'altro noi su questi aspetti qui stiamo facendo un lavoro secondo me molto importante proprio con l'Università La Sapienza di Roma. Alcune delle competenze non cognitive hanno a che fare con tratti della personalità. Sono quelle più tipicamente trasversali in realtà, che nella letteratura si assimilano a una cosa che si chiama capitale agentico, cioè tutto quello che consente alla persona di avere delle risorse per poter agire sul proprio contesto in modo positivo. Queste cambiano lentamente, però ci si può agire molto, sia nel quadro di processi di percorsi di istruzione, sia anche dopo.
con la formazione professionale e anche formazione aziendale mirata. Quindi su questo ci sono, in realtà c'è un dibattito molto avanzato e ci sono anche delle prospettive di sviluppo e di studio estremamente interessanti e molto applicabili. Poi anche io devo cercare un po' le altre domande a cui facevate riferimento, perché non le trovo. Mi potete aiutare? Allora, partiamo da una breve, perché così... Allora, dai trend da lei descritti, quale a suo avviso rappresenta la sfida più impegnativa anche in una logica di indirizzo delle risorse di Next Generation? Beh, insomma, un po' tutte. Nel senso che da una parte c'è sicuramente un tema molto importante che ha a che fare con le infrastrutture che sono attualmente a servizio dei sistemi di istruzione e formazione. È evidente che vanno connesse, ma è evidente che va fatto anche un ragionamento su quello che oggi si chiama EdTech, cioè quali piattaforme utilizzare, quali strumenti ulteriori utilizzare. C'è un mercato enorme che può supportare la didattica non solo a distanza, ma da questo punto di vista noi dobbiamo sicuramente cercare di apprendere molto dall'esperienza di questi giorni, che ci costringe chi fa il lavoro importantissimo di insegnante e di formatore a riprogettare totalmente il modo in cui insegna, e le infrastrutture da questo punto di vista sono un aspetto importante. L'altro aspetto importante riguarda il modo in cui vengono formate e anche in modo continuo quel tipo di professionalità, su cui credo che all'interno del Recovery Fund ci sarà un investimento molto importante. Sicuramente è utile un ripensamento in particolare dell'istruzione tecnica e professionale, sia secondaria che terziaria. C'è un tema sia di capacità di quella parte del sistema di istruzione che di attrattività, su cui per esempio voi in Veneto avete lavorato molto e su cui credo che a livello nazionale si possano prendere utili spunti, proprio come avete lavorato molto anche sull'orientamento. Che tra l'altro è un altro oggetto evidentemente del Recovery Fund. Altra cosa ancora, per quanto riguarda invece il mondo più specificamente delle politiche del lavoro, è ovviamente lungamente attesa la riforma degli ammortizzatori sociali, che va collegata sempre di più a investimenti sulla formazione, sull'upskilling e il reskilling delle persone che beneficiano di cassa integrazione e non solo dei disoccupati. Il Fondo Nuove Competenze di cui accennava prima direttore, è effettivamente uno strumento interessante, in questo momento è ancora sottofinanziato e va reso strutturale. Va anche semplificato, perché anche l'accesso, le modalità di accesso sono in questo momento ancora abbastanza complesse. Inoltre il tema di cui parlavo, nella nuova programmazione del Fondo Sociale c'è la possibilità di ricominciare a ragionare seriamente anche di formazione continua, finanziata dal Fondo Sociale, che è una cosa che non si faceva essenzialmente in questi termini praticamente dalla 2000-2006. Le ultime programmazioni si sono appuntate più che altro sull'inserimento e l'inserimento lavorativo di gruppi svantaggiati. Chiaramente si tratta di un obiettivo che è ancora rilevante, e tuttavia va accompagnato proprio perché la fascia dell'esclusione potenziale dal mercato del lavoro adesso si allarga, e allo stesso tempo deve essere messa in coerenza con gli investimenti produttivi e il disegno strategico che c'è dietro questi. Quindi a nostro avviso le conclusioni a cui siamo arrivate interrogano moltissimi settori rilevanti per la programmazione del Fondo Sociale, che devono essere visti insieme. Bene, grazie.
Allora, un'altra domanda la facciamo sempre ai Torchiatelli. Questa è impegnativa, secondo me si potrebbe fare anche a un ministro, però insomma. Allora, a suo avviso, le istituzioni sono sufficientemente attrezzate per far fronte all'accelerazione dei cambiamenti epocali che stiamo affrontando? O crede che la deriva autoreferenziale di alcuni modelli formativi costituisca un peccato originale non sanabile? Allora, Bisogna è fare vero un che respiro e poi rispondere. ma io lascerei la parola velocemente all'assessore, però su questo, però No, mi so già la piacerebbe. risposta dell'assessore, per quello l'ho fatta lei. L'assessore sa già cosa ne pensa. Mi piacerebbe solo ricordare un aspetto. Il mondo dell'istruzione e il mondo della formazione tendono ad essere un po' autoreferenziali. Quello dell'istruzione ancora di più, perché è un microcosmo in cui evidentemente, tra l'altro, è aiutato anche dal fatto che si tratta di una struttura che è ancora estremamente centralizzata nel nostro paese e questo impone come dire, una scala di priorità per il Ministero che è molto legata al funzionamento e alla gestione del personale. Questo credo lo si possa dire senza tema di smentita. Quindi fa fatica a progettare l'innovazione. Il mondo della formazione, dove riceve i giusti stimoli, riesce ad anticipare delle direzioni interessanti. Detto questo, è vero che in gran parte d'Italia gli avvisi sulla formazione all'interno del Fondo Sociale, un po' perché era questa la direzione strategica della programmazione 14-20, si sono molto appuntati sulla priorità dell'inserimento delle fasce deboli, lasciando in qualche modo al mercato decidere quale formazione finanziare. Ora siamo di fronte ad una fase che io ritengo essere molto diversa, in cui gli investimenti che si decideranno a livello nazionale, piano nazionale di ripresa e resilienza, quelli che deciderete a livello regionale, per esempio anche con il POR-FESR, dovranno essere presi in considerazione in modo molto più specifico quando si deciderà quale formazione finanziaria. Questo si fa già in alcune parti d'Italia. Però è chiaramente una priorità che va considerata in modo più trasversale. Beh, ovviamente anche l'assessore, a parte le battute, può intivirire su questo. In più per l'assessore ne ho una che sicuramente la renderà felice di poter... Aspetta che se riesco a... Allora, per quanto riguarda le altre pratiche e visive, che ne sarà dei beni culturali in genere del mondo dell'arte? Allora, no, se mi rileggi questa annuncio perché ho capito solo la parte finale. Riguarda le arti pratiche, per quanto riguarda le arti pratiche e visive, che ne sarà dei beni culturali in generale del mondo dell'arte? Benissimo, perfetto. Allora, parto da queste e poi torno sulle considerazioni del mondo dell'istruzione e della sua autoreferenzialità perché sono abbastanza collegati. Difetto nostro, diciamo nostro in generale, non Veneto in particolare, è che abbiamo sempre ragionato abbastanza per comparti separati. Oggi, diciamo, se c'è un filo rosso che unisce tutto è proprio quello delle competenze trasversali, della contaminazione, dell'ibridazione, mettiamola come vogliamo. L'avere anche gestito il patrimonio monumentale, culturale, con un'accezione museale di chiusura, invece che di investimento, di proiezione in ambiti che fossero anche quelli della sostenibilità economica di questi aspetti. Solo quindi con un approccio molto difensivo non ha aiutato. E in Covid in particolare, quando poi si è chiuso tutto un mondo e quello della cultura, dello spettacolo, delle arti, dei musei ha sofferto particolarmente, se ne è visto anche il limite. Noi però al contrario in Veneto abbiamo fatto altre cose, lo dico a chi ha posto questa domanda. Abbiamo sottoscritto i protocolli per l'alto apprendistato, vuol dire conseguimento di un titolo, apprendistato di terzo livello,
con le accademie, con i conservatori. Quante ne sono stati utilizzati? Molto pochi. Cioè noi abbiamo previsto lo strumento, la cosa pubblica qui direi che va molto in visione, ma non sono io, la sensibilità che abbiamo tutti insieme, perché un assessore può anche avere delle felici intuizioni, ma se non c'è la macchina amministrativa, perché questo è uno dei tanti problemi che abbiamo in Italia, cioè quello della rigidità della macchina pubblica, si fa poco. Ma penso che in Covid abbiamo voluto fare due iniziative per l'aumento delle competenze, per investire nel momento del silenzio, del fermo delle macchine, proprio nell'ambito della cultura e del turismo, mettendo cultura e turismo insieme. Stiamo chiedendo agli ITS, per esempio quelli del turismo e dell'accoglienza, di ragionare su come si gestisce un evento, un grande evento, una promozione di eventi. Siamo stati in visita, giusto perché così temporalmente ve lo lascio come l'ultima delle cose fatte, l'altro ieri, in un palazzo, il Palazzo Grimani, palazzo pubblico. Come pubblico aveva 6.000 visitatori all'anno, 6.000 in una città come Venezia, che ha 40 milioni di presenze. 6.000 non è un numero, ci porto i miei parenti a fare 6.000 visite. E invece oggi, gestito da una fondazione privata, riesce a farne 60.000 di visitatori, peraltro in un periodo di Covid. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo aumentare anche lì le nostre competenze, e anche per quanto riguarda le grandi arti. Siamo stati in visita con il dottor Romano all'Accademia delle Belle Arti di Venezia, dove si ragiona di nuove tecnologie nelle arti visive e dove si deve pensare che quelle figure professionali che usciranno dovranno diventare figure professionali per, non so, le nostre aziende che devono vendere all'estero, che devono creare eventi, devono affascinare, che devono portare qui e devono portare fuori. Portare qui ovviamente clienti che diventano anche turismo, e portare fuori merci, storia, cultura, per affascinare un mondo che già ci ama ma che ci conosce poco, perché prima non conoscerci siamo noi. Quanto di questo si tratta nelle scuole? E arrivo alla provocazione domanda di prima. Quanto si parla di questo, cioè dell'italianità straordinaria nel mondo? Io ne ho visto solo alle volte una pallida condizione da radical chic. Noi siamo, abbiamo, ma non capiamo. Non mi interessa niente, noi dobbiamo diffonderla, dobbiamo fare in modo che sia permeata di questo. Noi abbiamo investito nelle industrie creative con il Fondo Sociale Europeo, coinvolgendo le università. Industrie creative vuol dire sì, quelli che fanno creatività come professione, creando peraltro la prima scuola del Teatro Stabile del Veneto per la formazione degli attori, perché nell'impero romano erano una professione. Oggi sembra uno spazio ludico ricreativo di qualcuno che ogni tanto va a fare qualche cosa in un teatro. Questi sono mestieri altamente qualificati che devono oggi essere in piena sintonia con tutto il resto dell'economia, quella dei servizi, quella delle politiche pubbliche, quelle delle imprese private. Questo è il quadro, ma quando ne parliamo a scuola e arriviamo alla autoreferenzialità? Vedete, appena arrivata a fare l'assessore, oramai 15 anni fa, partecipai a un primo incontro con l'allora direttore del Veneto, dell'ufficio scolastico regionale, che mi illuminò con una frase chiarissima. Lei poi, come un giro lungo, è tornata di recente a fare il direttore dell'ufficio scolastico. La dottoressa Palumbo disse: il sistema dell'istruzione in Italia è quanto di più centralizzato e rigido come sistema e produce gli effetti più differenziati e territorialmente diversi che esista. E la seconda cosa che disse è: questo è il settore con la più alta densità di capitale umano. La sanità, che ha densità di capitale umano, ma se dovessimo fare così a spanne, no? Un 100%, quanto è tecnologia oggi? Moltissimo. Quanto è efficienza dei sistemi? Moltissimo. La scuola, quanto è di logistica? Cioè, nel senso, ne ha bisogno, ma non è. Qui abbiamo solo capitale umano, peraltro lasciato a se stesso, perché se hai il docente con vocazione, con voglia di fare, si deve pagare l'aggiornamento ed è talmente motivato che se lo paga, e poi ne hai degli altri che stanno così. Ho in questo momento insegnanti che dicono: fateci tornare a scuola, perché i bambini vogliamo fargli fare arte, musica, sport, italiano,
matematica, elementari, e altre che dicono per carità speriamo di stare rossi e di chiudere tutto. Allora, c'è tanto capitale umano e su questo dobbiamo investire. Noi abbiamo fatto anche molto sulla formazione dei formatori, in particolare i nostri, quelli delle scuole della formazione professionale, ma dobbiamo pensare come sistema Italia a dire che se questo, e consideriamo questo assunto il verbo, se questo, cioè la figura del docente, è il massimo della possibilità di far crescere questa nazione, beh, vuol dire che loro vanno valutati. Cioè quelli che non vanno bene, basta. Quelli che sono capaci di più, cioè formiamo, diamo, consideriamo che questa autoreferenzialità di cui parliamo è un sistema troppo rigido a livello centrale e che ha risultati assolutamente troppo diversi a livello periferico. E io una mia idea di riforma ce l'ho pure. Bene, allora abbiamo 3 domande, farei una per una rispondo anche io. Allora adesso facciamo la prima risposta con il dottor Chiattelli, se la trovo. Mi è sparita quello sul cosa fare dopo il diploma, mi è sparita la domanda. Comunque sostanzialmente dopo il diploma che tipo di università, eccola qua, grazie. Cosa consiglia come percorso formativo verso l'università a chi conclude oggi o che ha concluso da poco il diploma in vista dell'occupazione di domani? Anche questa è una domandona, insomma, da orientatore, diciamo così, una domanda da orientatore. Sì, beh, evidentemente non voglio, proverò a non dire banalità, però una cosa che mi sento di dire è che quello che ci dice il nostro studio è che nei prossimi 10 anni studiare pagherà di più di quanto paga oggi, nel senso che la domanda di lavoro sta andando lì e in realtà aumenterà praticamente solo lì. Quindi rivedere i percorsi, d'accordo, ma se noi, e questo è un dato della Banca d'Italia, raggiungessimo da qui al 2040 la stessa composizione della forza lavoro per titolo di studio della Germania, il nostro PIL aumenterebbe tendenzialmente di 3 punti. Solo questo. Quindi è evidente che bisogna rendere il sistema molto più inclusivo. Il tema dell'abbandono scolastico si accompagna al tema dei divari territoriali di cui parlava l'assessore ed è inaccettabilmente alto ovunque, anche al nord. E tra l'altro l'abbandono riguarda anche i percorsi di ITS, magari non in Veneto, ma nelle altre regioni sì. Tantissime persone che si iscrivono a percorsi di ITS non li concludono. C'è da capire come supportare il percorso di studenti, perché non tutti sono in grado evidentemente di attraversarlo interamente da soli. Quindi ci sono alcune prime idee in quello che abbiamo potuto leggere, in quello che è pubblico all'interno del Recovery Fund. Finalmente il nostro sistema di istruzione si interroga su questo tema, l'orientamento è un pezzo importante, ma c'è anche un tema di accompagnamento in itinere. Su quali corsi di laurea sarebbe facile dire che evidentemente abbiamo bisogno di molti più ingegneri di adesso, ma in realtà non abbiamo bisogno solo di quelli. Un investimento importante da fare per tutti i percorsi di istruzione dal primario al terziario sulle competenze non solo STEM ma STEAM che integrano gli aspetti tecnologici con lo studio delle humanities e dell'arte. Bene, grazie, ottima risposta. Allora adesso leggo all'assessore la domanda per lei che però poi farà dopo in maniera tale che poi io rispondo e poi lei risponde all'ultima domanda e magari anche chiude insomma il webinar di oggi. Allora la domanda è un tema su cui è fortissima. Volevo chiedere se conosce aziende di eccellenza che hanno investito nella formazione continua per i propri dipendenti sulle competenze trasversali. Questa è la domanda. Mentre la domanda a cui provo a rispondere io, ma veramente velocemente,
è questa. Sulla base dei punti dell'Agenda 2030, la Regione Veneto come tende a dare incontro alla formazione di cittadini e delle imprese sui punti non ancora completati? Allora, su questo, la nuova programmazione 21-27 si interseca strettamente con l'Agenda 2030, non solo perché, come abbiamo visto, la programmazione 21-27 poi si concluderà proprio nel 2030, ma perché le due programmazioni, i due diciamo, obiettivi dell'Agenda 2030 devono essere strettamente intersecati. Prima vi ho fatto velocemente vedere gli obiettivi di policy della programmazione 21-27 e proprio uno degli obiettivi di policy riguarda l'Europa più verde. Ci sono poi degli obiettivi specifici nella programmazione 21-27 che riguardano strettamente i temi dell'Agenda 2030, quindi cose su cui abbiamo già lavorato ma che poi ovviamente su cui dovremo necessariamente fare più azioni, mettere più risorse, quindi c'è tutto il tema della sostenibilità, il tema dell'economia circolare. Nel questionario che vi sottoporremo fra pochi minuti al termine del webinar, una delle domande riguarda proprio il tema della transizione verde, quindi questo tema ovviamente ci vedrà impegnati non solo in tema di formazione, ma più in generale su una serie di interventi che faremo a livello di regione. Poi ovviamente qui si pone un tema più generale, insomma, perché un po' i temi dell'Agenda 2030 questo anno di pandemia un po' si sono dimenticati, ma è ovvio che poi invece dovremo coniugare competitività col tema della sostenibilità e senza dimenticarci appunto del tema dell'inclusione e dell'inclusività. Bene, quindi io per quanto mi riguarda vi saluto, cedo la parola a Sir Donazan che risponde alla domanda sulle aziende di eccellenza, poi a cui chiedo cortesemente di chiudere il webinar. Ringrazio il dottor Chiattelli e tutti voi per l'incontro di oggi. Grazie. La domanda è che dovrei stare qui a fare un'elencazione molto... Ne ho proprio nella testa nomi, cognomi di imprese che in Veneto hanno dimostrato questo tipo di atteggiamento. Non li farò perché rischierei di dimenticarne qualcuno, però vi dico, diciamo, come sono queste. Queste hanno investito moltissimo all'interno del proprio mondo, con partecipazione di contrattazione di secondo livello. Queste sono di solito le caratteristiche. Investono con i fondi della bilateralità e degli investimenti sui fondi professionali, investono con noi. Noi abbiamo dei bandi dedicati agli occupati, alle imprese, e faremo anche lì, daremo un'evidenza al termine della programmazione 14-20, perché il numero di imprese che hanno direttamente o indirettamente attraverso gli enti di formazione presentato progetti sulla responsabilità sociale d'impresa, sull'innovazione sociale, sulle reti di impresa innovative, che partecipano a progetti di sviluppo, che hanno fatto progetti con le università, con assegnisti, assegni di ricerca all'interno della loro azienda, dove si accompagnano non solo per quello specifico progetto, ma all'interno di dell'aumento delle competenze trasversali di questi, che poi giovani, che poi possono restare o possono andare. Sono caratteristiche, sono numeri importanti, sono caratteristiche precise. Però se posso in conclusione dare invece un'indicazione precisa e magari rispondere alla curiosità di chi ci ha posto la domanda, sapete dove le troviamo molto le imprese eccellenti? Dentro le fondazioni ITS. Il Veneto ha fatto una scelta nelle fondazioni ITS Academy di mettere a presidente delle fondazioni un imprenditore o un manager. L'abbiamo messo come linea di indirizzo degli ITS veneti, mentre nelle altre regioni possono scegliere, può essere un professore universitario a presiedere, un professore di scuola secondaria di secondo grado. Noi abbiamo fatto una scelta di campo, abbiamo detto, ma se l'ITS deve essere la parte più evoluta e innovativa, flessibile, perché ogni percorso può avere una curvatura esattamente per quel settore, per quel territorio, per quel gruppo di imprese, per quel bisogno. Allora abbiamo bisogno di metterci i migliori. I migliori non li abbiamo scelti noi. Sapete chi è il migliore? Quello che rinuncia al proprio tempo squisitamente dedicato al
tempo del lavoro, prima abbiamo fatto un accenno a che cos'è il tempo del lavoro, cos'è il tempo del non lavoro. Oggi sono una grande commistione. Questi imprenditori decidono che non pensano solo alla propria azienda, quindi al loro piccolo o grande perimetro, ma decidono che una parte del loro tempo, una parte delle loro competenze, una parte delle loro aziende va dentro l'ITS, dove si formano i giovani futuri collaboratori e dove il tema delle competenze trasversali in azienda, nel mondo del lavoro, quale che sia l'ambito, è la cifra della, diciamo, dell'evoluzione più importante, perché poi si capisce perfettamente che ogni innovazione tecnologica è già superata nel tempo, è già stata, no? Perché Pantarei, per citare un altro filosofo, tutto quello che c'è oggi un nanosecondo fa non è ripetibile, è già superato. Allora è la testa che deve cambiare e dentro le fondazioni ITS, avendo dei presidenti e dei consigli di amministrazione dove stanno le migliori aziende, ecco, allora andate così. Fate l'elenco delle aziende che ci sono nelle fondazioni ITS e lì vi posso dire che quelle sono eccellenti di sicuro per la domanda che c'è posta. Io vi intanto saluto, ringrazio veramente il dottor Chiattelli, è stato stimolante, molto interessante, le sue analisi, le sue considerazioni le terremo care perché ci servono per la prossima programmazione. Continuate a scriverci, sembro Maria De Filippi sulle lettere, direi di no. Cioè, dateci stimoli, ritenete, come ha detto il dottor Romano, che noi la prossima programmazione, che deve essere partecipata secondo gli indirizzi, che sia interrotta per via di Covid, perché facciamo il grande evento per animare il territorio a febbraio 2019, una settimana dopo ci venne tolta la libertà e ancora oggi non viviamo tanto bene. Vediamo di usare questi stimoli per poter immaginare la programmazione che ci aiuterà, come ha detto già Chiattelli, a intervenire subito per evitare di perdere il posto di lavoro. Non possiamo, l'ho già detto anch'io, non possiamo parlare di disoccupati oggi, perché qui siamo tutti potenzialmente disoccupati. Lo dico in chiusura con una nota un po' drammatica, però noi stiamo lavorando sui tavoli delle crisi. Per quello il dottor Romano prima ha anche fatto cenno su un argomento che mi appassiona, cioè capire che cosa succede nel mondo del lavoro dentro le imprese. Guardate che noi abbiamo i lavoratori equivalenti che oggi sono in Covid, con cassa integrazione in Covid, che non sono licenziati o licenziabili, ma questa cosa non può rimanere per sempre e per cui sappiamo già che numeri ci sono. Ma non possiamo perdere i giovani che abbiamo dietro, perché bloccare il mercato del lavoro con il trasferimento generazionale, altro tema che noi abbiamo trattato nella 14-20, l'invecchiamento attivo, il trasferimento generazionale, il passaggio, oggi dobbiamo ragionare del passaggio di consegne tra azienda che magari all'interno non ha più i propri collaboratori storici, che non ha figli all'altezza e che deve pensare di trasformarsi. Queste sono le cose su cui dobbiamo trovarci e questi webinar sono molto molto utili. Grazie a tutti per l'attenzione.